Buongiorno da Adria. Sabato mattina la città di Adria è diventato il palcoscenico di una vibrante protesta contro le trivelle nell'Alto Adriatico. Uniti contro la minaccia ambientale, l'intera comunità si è schierata. Associazioni ambientalistiche, oltre 20 sindaci rappresentanti di tutto il Polesine, consiglieri regionali e l'assessore al territorio, cultura e sicurezza della regione Veneto, Cristiano Corazzari. Questa manifestazione trasversale, promossa dal sindaco di Adria Massimo Barbuiani, ha ribadito con forza l'opposizione al progetto autorizzato dal governo Meloni. La partecipazione di associazioni ambientalistiche, sindaci e rappresentanti regionali dimostra l'ampiezza della preoccupazione e l'unità di intenti nella difesa dell'ambiente. Ringrazio naturalmente tutte le persone autorevoli che sono qui dietro di me, dall'assessore Corazzari al rappresentante della provincia Azzalin e da tutti i sindaci che hanno voluto con la loro presenza testimoniare un problema, una voce. Vogliamo assolutamente gridare che questo territorio ha già dato. Ci abbiamo lavorato tantissimo su questa manifestazione. Io sono Vanni Destro del coordinamento Polesine No Trivelle, di cui fanno parte la rete dei comitati, la storica rete dei comitati polesani, che ha fatto tante battaglie dalla centrale, contro la riconversione della centrale di Polesine Camerini a molte altre, di cui faccio parte da qualche decennio. Poi Italia Nostra, WWF, Legambiente, l'IPU, siamo sostenuti dalla Federazione Italiana Amici della Bici e anche da Greenpeace. In rappresentanza di un territorio, di una provincia che vuole essere unita, se ne parlava prima, dinanzi a questa grave, incombente minaccia. Una minaccia che è stata più volte sottolineata, che è stata più volte spiegata e che nulla meglio della nostra storia può rappresentare. La storia di questa terra del Polesine. Una storia che non vogliamo si debba ripetere mai più. La scientifica ha detto che questo non si deve più fare perché la storia degli ultimi 70 anni ha parlato chiaro. Ha parlato chiaro anche l'ultimo periodo di questo periodo di tutto il Polesine, non solo il Delta del Po, perché quando parla il Presidente del Parco sembra quasi che parli per i 9 comuni, no. Parla per tutto il Polesine, parla per la sicurezza e lo sviluppo e soprattutto il destino che deve avere. Noi dobbiamo aver chiaro cosa vuol fare questo Polesine. La regione c'è, ci deve essere anche Roma, ci deve ascoltare anche Roma, qualcuno c'è, qualcuno non c'è, ma comunque deve ascoltarci anche il governo. Roberto prima, che è sindaco di un comune grandissimo che è il primo davanti al mare, ha vissuto, le sue genti hanno vissuto cosa vuol dire in primis la subsidenza. Noi dobbiamo capire, e abbiamo già capito, perché io so che il nostro popolo, la nostra gente ha già capito dove vuole andare questo Polesine. Vuole andare verso un turismo, vuole andare verso un sviluppo sostenibile di quest'area qua. Abbiamo le condizioni, abbiamo una fisicità di un territorio che è pronto a ricevere turisti responsabili. Questa può essere, e non solo questa, perché non dobbiamo dimenticare tutto il mondo della pesca che sta provando un periodo di crisi attraverso il granchio. C'è l'agricoltura d'eccellenza che dobbiamo comunque tenere in considerazione. Forse non si è capito davvero quali siano i danni di nuove trivellazioni sulla nostra costa. È un vero peccato perché nel 2024, dopo le tante lotte fatte nel nostro Polesine a difesa del nostro territorio, la questione probabilmente per qualcuno non è ancora chiara. Non è chiaro che non è una lotta ideologica, non è una lotta di bandiera, è una lotta di territorio, è una lotta oggettiva, supportata anche da dati scientifici, un Polesine che ha già dato, che ha già subito i danni di una subsidenza e che evidentemente non li vuole più subire. Confido davvero nel tavolo tecnico che è stato predisposto a Roma, sul quale la Regione Veneto sicuramente ha grande efficacia. Gli esperti non sono di parte, sono esperti tecnici anche provenienti da diverse università. Confido nel lavoro di questo tavolo e confido nell'oggettività che anche il nostro governo deve avere sul tema, perché dopo tanti anni credo che la questione non dovrebbe nemmeno più porsi.